Parola d'ordine: dare un futuro a Venezia e ai veneziani attraverso il sistema casa. Questo è lo spirito delle 16 associazioni che stamane hanno incontrato la giunta Cafarsetti, assente il primo cittadino. Sul tavolo l'edilizia residenziale pubblica, il social housing, ma anche la questione del fiorire indiscriminato in città di B&B in appartamenti privati. E il secondo incontro tra amministrazioni e associazioni dopo le numerose manifestazioni anche colorite che si sono susseguite per attirare l'attenzione dell'amministrazione sulla questione. Incontro che però non ha soddisfatto in pieno le aspettative. Ci hanno dato dei progetti, delle intenzioni, però per adesso rimane tutto quanto sempre abbastanza sulla carta. Adesso nei prossimi mesi vediamo se queste cose sono messe in pratica. Secondo me le misure sono troppo riduttive, perché si sta parlando di 60 alloggi sul social housing, che quindi non è ERP, è social housing. Qui servono delle risposte e dei cambiamenti su quello che è la base dell'edilizia residenziale pubblica. L'amministrazione controbatte e mette sul tavolo i numeri anche del vuoto in città: 291 case, 204 quelle sfitte e che necessitano di manutenzione. Servono 50.000 euro ciascuna, 41 sono le manutenzioni, 43 in assegnazione secondo graduatoria. Noi con i fondi PON nel giro di 2 anni ne metteremo a posto altre 80. Le delibere le abbiamo fatte 2 settimane fa, quindi siamo sul pezzo. Di volta in volta, quando abbiamo soldi, facciamo la delibera e le buttiamo. Insula ci fa da supporto. Nulla da fare per le proposte presentate dalle associazioni, tipo l'autorestauro, sarebbe troppo macchinoso. Le associazioni di residenti chiedono interventi più fattivi, soprattutto in tema di modifica della legge regionale sui B&B e nel rapporto con Ater. Prossimo appuntamento a giugno e intanto il nostro compito sarà di nuovo vigilare e vedere se verranno portati a termine.